Al via Sperimentando 2016, un'iniziativa di grande successo che si rinnova di anno in anno. Quest'anno la tematica è lo sport, suddivisa in 4 fasi. Spieghiamo. Allora, quest'anno la mostra Sperimentando è organizzata in maniera totalmente diversa rispetto agli anni precedenti, cioè abbiamo 4 aree: aria, acqua, terra e fuoco, in ognuna delle quali noi illustriamo alcuni sport d'acqua, d'aria, di terra, di fuoco, attraverso l'abbigliamento e gli strumenti che utilizzano, e poi accanto mettiamo gli esperimenti scientifici che spiegano il comportamento, quello che succede relativamente a quello sport. Abbiamo poi anche un settore per i bambini che si chiama Rotola Rotola, gestito dall'associazione Musbapà, Museo dei Bambini di Padova, e abbiamo un settore della ricerca in cui CNR e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare espongono esperimenti relativi alle loro attività di ricerca. Ci sono anche 4 isole che sono storia degli sport e dei record, alimentazione, doping e materiali, in cui si mettono in evidenza aspetti che riguardano un po' tutti gli sport. In particolare l'alimentazione è cruciale per gli sportivi, sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda i modi. Nel momento abbiamo più di 4.000 prenotazioni delle scuole che verranno in visita e cominceranno sabato, saranno qui fino all'8 maggio e poi resteremo aperti anche nei giorni 14, 15, 20 e 21 maggio in concomitanza con la fiera campionaria. Sono 15 anni che Sperimentando aumenta via via le presenze. Ricordiamo che è un'iniziativa che comunque comporta, per quanto piccolo, un biglietto d'ingresso ed ha migliaia di visitatori ogni anno. Per il secondo anno siamo in fiera, ma noi speriamo come amministrazione comunale di riportare Sperimentando all'ex Macello, l'area storica dove si svolgeva questa fiera. In ogni caso anche qui l'allestimento è assolutamente efficace. La cosa più interessante tra le altre è che vi è la possibilità di verificare o di eseguire personalmente gli esperimenti ed è tutto molto manipolabile, tutto quello che è in mostra può essere toccato, può essere assaggiato da coloro che vengono a questa mostra. In più visite d'eccezione, perché sono studenti universitari in materie scientifiche che spiegano nel dettaglio a chiunque voglia quello che si sta facendo, cosa è esposto e quali sono gli esperimenti che vengono proposti al pubblico.